Silvana Fanelli, com'è la situazione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro in Veneto? Quali sono le cifre? I dati sono drammatici, abbiamo infortuni non solo mortali che sono gravi. Nel 2023 solo in occasione di lavoro ne abbiamo registrati 78, ma sono quasi 500 gli infortuni gravi, cioè quelli che determinano una menomazione permanente per le persone e il riconoscimento di una rendita vitalizia da parte dell'INAIL. Sono infortuni che incidono sulla vita della persona, sulla sua vita lavorativa e sulla vita della famiglia, e quindi per noi sono dati che vanno analizzati con attenzione. Per questo li abbiamo messo in rapporto ai dati occupazionali per far emergere quali sono le fasce più critiche. I giovani si infortunano in percentuale più della popolazione lavorativa più anziana, e quindi c'è un tema sicuramente di formazione, un tema culturale di salute e sicurezza, e le donne si infortunano di più degli uomini in itinere, quindi un tema anche qui culturale sul modello sociale del nostro paese, in cui i carichi familiari sono ancora in capo alle donne, che fanno a questo punto più fatica a conciliare il lavoro e la vita familiare.